La città di Sora si arricchisce di una nuova attrattiva sportiva. È stata infatti inaugurata nel punto CAI in via Valfrancesca una parete d'arrampicata che va ad aggiungersi ad altre attrazioni sportive della città. Onorato il primo cittadino di poter inaugurare la nuova attrazione che spera potrà avvicinare i cittadini sorani e soprattutto i più piccoli a questa particolare disciplina sportiva. Un'iniziativa che apprezziamo moltissimo da parte del CAI, che ha realizzato davvero un'opera meritoria, perché noi abbiamo 2400 ettari di montagna. Se l'arrampicata libera diventa uno sport che avvicina i ragazzi, soprattutto i bambini, al nostro patrimonio naturale, io ritengo sia una cosa straordinaria, perché insegna ai ragazzi a rispettare l'ambiente e a vivere in armonia con il contesto naturale. Una struttura notevole dal punto di vista sociale e sportivo che è stata realizzata grazie alla collaborazione di varie realtà del territorio che hanno lavorato insieme con impegno per dare vita a quella che 6 anni fa era solo una bella idea ed oggi è un progetto concreto. Suddivisa in 3 moduli di diversa inclinazione di 4,5 metri d'altezza e poco più di 7 metri di larghezza, la struttura rappresenta un progetto rivolto in special modo alle nuove generazioni. Anche per questo il presidente del CAI, Lucio Meglio, ha espresso grande soddisfazione per l'iter progettuale e la realizzazione della struttura. Esatto, 6 anni, quando era il mese di aprile prendemmo possesso di questa sede grazie all'amministrazione comunale del tempo e subito ci venne in mente di dotare questa sala di una parete d'arrampicata. Del resto, come soci CAI che pratichiamo questa attività, era naturale che venisse fuori questa idea. Purtroppo però poi ci siamo dovuti scontrare con le difficoltà, soprattutto economiche, per la realizzazione. Nel mese di maggio di quest'anno si è aperta una porta grazie alla sede centrale del CAI, che ha istituito un fondo per le sezioni per finanziare l'istituzione di pareti di arrampicata indoor. Siamo riusciti come CAI Sora ad ottenere questo finanziamento e quindi abbiamo realizzato i primi 2 moduli di questa struttura. Poi grazie alla volontà del gruppo di alpinismo, quelli dell'Appennino del CAI Sora e di molte attività private della città, siamo riusciti a realizzare anche il 3° modulo completamente inclinato, i materassi e gli appigli, e quindi abbiamo una struttura moderna, unica nel centro-sud Italia di una sezione CAI e unica proprio in provincia di Frosinone nel Basso Lazio, che speriamo possa essere utilizzata soprattutto dai giovani e delle nuove generazioni che vedranno nell'arrampicata sportiva, che dal 2020 sarà una disciplina olimpica, una attività sportiva che possa in qualche modo formare il loro carattere umano, sociale e perché no di sorani sportivi per le Olimpiadi del futuro. Sì, in effetti noi del Club Alpino Italiano, CAI Lazio, abbiamo investito anche e soprattutto in questa sezione giovane da quando l'ha presa Lucio, e dobbiamo veramente dire che l'ha presa in un momento veramente bello, carino, interessante e ha fatto aggregazione. Spero che sia interessante per tutti, anche per i più piccoli, soprattutto per l'attività di arrampicata. Non sono mancati ringraziamenti da parte del CAI nei confronti di tutti gli attori che hanno contribuito alla realizzazione della palestra, dall'amministrazione comunale al gruppo alpinismo quelli dell'Appennino CAI Sora fino ai singoli soggetti privati del territorio sorano.